due cose mi vengono a conca. Un luogo che è proprio fisicamente sul territorio nostro individuato da una legge regionale, sono noi comuni che ne fanno parte, e poi un progetto, principalmente un progetto, cioè l'idea di carnessere, nonostante la difficoltà della triballare varisi, che in Sardegna venimmo a Civone da triballare varisi, infatti. Per me, i giovani devono essere cricados de bruso per poter comprendere i problemi nostri che siamo sul futuro di Saida. A luglio, quando finisce la festa, noi già ad agosto bisogna sannuina, quindi a novena, quindi noi già a settembre siamo già ripartendo per poter organizzare la festa dell'anno dopo. La Sardegna è una preparazione importantissima e dare attenzione, soprattutto deve credere a Sant'Antino, si deve ascoltare una messa di Sardegna, che deve di sa grazia, chi da due, e che hanno detto tu bene. A dire la festa entriamo in un altro mondo, tutto diventa un familiare, se noi siamo un familiare, siamo un amico. Da un montone di cose che non pensamento, non si come andare, se dovremmo sapere, dovremmo questionare, da mamma che prende, papà uguale, frate, sorelle, figlie, tutto. Del nonno Denzo, un bellissimo ricordo. Mi ha tutto lo sconto, sia della poesia, poi te va bravo, è stato un bravo poeta, e quindi leggeva tutta questa poesia, da scantaia, praticamente è morto a 94 anni e ha scritto fino a queste ultime dies prima di morire, ed hanno amputato tutte e due le gambe. Quando vado in ospedale, si chiede a scrivere. Anche durante questi interventi che attento, che vanno veramente importanti, si chiede a scrivere. Io da famiglia numerosa armeda là in nord, ma armeda, 8 video, 10 video, una, due che viene, mamma mia. Noi sì, viviamo questa agricoltura e c'è storizia, però babbo non dedica da milli, non come te sono come sul pastore, sul immigrante. Però poi sì, andiamo a sciamonare sul lago, noi sì, andiamo a sciamonare, facciamo salissia sul lago. Questi sono i così che voglio fare e non scherre bene, di che poi amore in suo mondo. Ecco, finché quando vedo una persona, di salutare, più amore, di insegnare a essere di che più amore, di imparare di perdonare un'offesa che ti fanno. Questo, secondo me, è una cosa importante. Wilcher è ricco di gente che scrive, due è una casa editrice che si nella discra, due è tanta gente, sia chi legge ma gente che pensa, cerchiamo sempre di passare dalla narrativa, sa saggistica, sorgiallos, a costi sempre gente diversa e due sempre grande curiosità, a seconda dell'argomento che si tratta. La cosa che mi fa piacere di Brusu è che è un gruppo di gente di tutta la Sardegna, da nord a sud. Questo io devo dire in maniera particolare,
che considero Ghirarza un centro, malgrado che tutta la gente che è appassionata di cultura e di letteratura accostata a questo luogo. Pezzi di Nantiderisero sono tegnas due olandesi, quindi da 31 via Serrata con un incidente. E quando sono caladas de sunuraghe, la teniant so sogor ludicos, desispanto e desacontentesa. In questi anni abbiamo fatto meda cosas, per fare vivere e fare dare sunuraghe losa. Abbiamo fatto musica, teatro e nottes per abbagliare su firmamento. E non due denari che paghe desi spanto che ammostrano quando entrano in sonuraghe. Sonuraghe è su luogo, non si può acquirare sonuraghe del suo territorio della Sardegna. Per noi, gente sarda, sonuraghe commentano un lago, commentano un monte, è una cosa naturale, è una cosa che ci aiuta a riconoscere la terra nostra, la domo nostra. Ci aiutano a leggere la storia, che sono una parte importante della Sardegna nostra. È cominciato una 20 anni fa, quando io ho fatto una tesi di laurea, che io studio sempre, quindi vi ho preparato una tesi in storia sociale, che studiai come scambiare su modenaschi in questi ultimi 20 anni, in cui ho passato tante storie a veri interessanti, di femmine che in suo libro di storia non si zappano, smenticate proprio. Dopo anni mi tornano in mente queste femmine che hanno triballato per 20, 30, 40, che mantengono spuro, sempre per solidarietà umana, senza arrezzire in cambio in ari. La Sardegna è la regina mia, quindi è meta di importo. Io voglio presentare intanto una Sardegna che vi si trovava a largo di tutto sono luoghi comuni, a narrare chi rappresentano fuori dall'isola, di un popolo che comunque accogliti, di un popolo che allunga la mano a noi due bisogni, finché si non conosce l'altro, finché si sa di allargo, finché si sa di una cultura diversa. Io voglio solo usare una bagliata, a narrare un mondo di uomini e femmine che ogni giorno si hanno da fare per cercare di riconoscere la propria dignità, per cercare di ottenere giustizia e di poter vivere insomma, in serenità in questo mondo. Io sono aspettato su una dighiera di rientro abitanti, di famiglia povera. Frate mio che emigrarono vari mesi prima in Francia, mi hanno fatto il libro di spiegare bene del triballo, mi ha preparato da un amico intimo che mi portava a conoscere questo sport. In bicicletta, mi vado a correre a piedi, alpinismo e ho anche un po' di sci di fondo. E anche ho fatto dei rani di pugilato, però sul punto fai male e tanto poi scelto sulla bicicletta e sulla montagna. E incontravo un giapponese dove sul Muro, in un ristorante a Chambéry in Savoia, e poi mi ha fatto comprendere che mi partito del doppio in bicicletta, che l'ha panato dopo. Se l'ha fatto gusto, posso vedere.
Quando si partì, no, saremmo un viaggio che ho fatto via da Voda con mamma, che mamma via da Voda. E poi partito in pullman. Questo pullman è venuto in Strada Bianca, per il numero di provene che non si vedeva nulla. Ed è passata una corriera a die. Quando si arrivava in Jugoslavia, era la Jugoslavia allora in Croazia, tutti in Strada Bianca, io mi sono noi siamo solo in Sardegna che va pure quella di 9 euro e fanno lavoro. Espulsano, giocano a pallone mentre giochiamo in nostra di strada e tutto questo. E quando mi ha toccato su Romeda, quando mi fermai io un addio di partire solo da io, fino a quando non mi diventava venuto, quindi sempre prendere la mano. Sempre io. E quindi partivano va commosso. E commosso come a dire che poi la sa mamma in occhio. Mi viene in mente solo un voedo, Paghe, che parla forse prima posso anziano e poi tutto altro. Quindi senza paghe non si può fare meta altre cose. Penso che su Puzza Santa Cristina di andare a questo, paghe. Questo non è mai stato un luogo di triballo, è stato un luogo di costruire e di mostrare a suo mondo. E questo penso che 40 anni dopo siamo arrenesi a fare. La necessità di essere comunità, oltre sul campanile di Paolo, sul campanile di ognuno su, insomma. Tornare non è una cosa semplice, però io in questo periodo, in questo tempo che ho passato in questa amministrazione, noi siamo stati eletti da Pobivio e due creo meta e non pago.